Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Siamo nuovamente nella beta, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, vediamo di intraprendere questa nuova partita, speriamo che la connessione vada bene anche stavolta. Abbiamo nuovamente la classe del cecchino. Ho comprato il Marksman del 1887, il fucile che vi ho fatto vedere nel primo video. Siamo in conquista, ve ne accorgete tranquillamente dagli aerei e dai bombardieri che sorvolano il deserto del Sinai. Quindi questo è un ottimo fucile, infatti, perché ha un'ottima portata e soprattutto con questo mirino dorato è possibile sfruttare davvero molto gli appostamenti e magari delle posizioni fisse. Il fatto che nella modalità conquista è più, diciamo, diverso ovviamente rispetto alla modalità rush. Intanto andiamo verso E, vediamo quello che possiamo fare. Abbiamo sempre la pistolina, il flare e i proiettili, diciamo, ravvicinati per il fucile. Vediamo un po' cosa si aggira qua intorno. Siamo il Regno Unito, quindi siamo contro i turchi ottomani. Vediamo qua che c'è. Attenzione che c'è un aereo là in alto, ma non penso ci abbia visto. Proseguiamo. I server sono abbastanza più stabili delle altre volte, però c'è sempre ogni tanto qualche attimo di lag che non dipende dalla mia connessione, ve lo posso assicurare. Attenzione, bersaglio, ragazzi, in arrivo. Siamo troppo lontani, devo avvicinarmi, altrimenti devo calcolare meglio la distanza. Purtroppo abbiamo rilevato la nostra attenzione. Con calma. Eccolo. Oh, attenzione. Che è successo? Il bombardiere mi sa che è stato. No, ci è arrivata una bomba proprio. Guardate un po', si è aperta una voragine sotto di noi. Ancora? Guardatelo, guardatelo. Sì, sì, rompe le scatole. Mi sa che ce ne dobbiamo andare direttamente in quella casa. Abbiamo gli aerei pure che rompono le scatole. Vediamo se riesco ad appostarmi da qualche parte. Sì. Non so come facciamo ad essere ancora vivi. Ci è arrivato addosso un missile, un proiettile e ancora siamo vivi. Calma, vediamo di recuperare un po'. Metto un attimo la pistola se nel caso dovesse spuntare qualcuno. Ho visto che vi stanno... Ah, ci hanno buttato il flare per scoprire appunto dove siamo. Lo sapevo io. Via, 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 via ragazzi. Via, via, via. Non penso di sopravvivere. Eccolo. Maledetto. Dov'è? Dov'è? Ah. Via. Battaglia proprio. Ah, ma mi butti. Te lo butto anch'io, anche se non so. Ah, ecco, l'abbiamo rilevato. Avete visto, ragazzi? Eccolo là. Vattene a quel paese. No. No, stavo cambiando. Vai. Perfetto, ragazzi, l'abbiamo mandato via. Un altro flare. Vediamo che c'è qua. Non c'è nessuno. Mamma mia, ne abbiamo ammazzati due, però veramente con i denti. Stiamo catturando il punto E. Saliamo in alto. Sì, ma questa è una bruttissima posizione. Oh, lo sapevo. Allora, la stiamo per conquistare. L'outpost nel deserto. Lì c'è un cannone. Sono il leader della squadra per il momento, sì. Ma che c'è? Qualcun altro? Vediamo un po'. Eccolo. Mamma mia. Vabbè, anche gli aerei. L'avevo quasi ucciso, gli avevo tolto 75% di vita. Ritorniamo qua. Allora, volevo comprarmi un'altra pistola. C'è la M1911, ma ce ne deve essere anche un'altra. No. Customize. Allora, c'è la P08. La 1911. Ecco, è più scarsa però, vedo. Vediamo un po'. Danno. Ah, è quella tedesca. Vediamo invece qua cosa c'è.
Il flare, questo flare colpisce in maniera luminosa, bruciando proiettili, accecando i nemici. Ah, invece questo, che può essere usato per guardare attraverso... ah, ho capito, una specie di spot. Qua invece... ah, questi non li usiamo mai, quindi io metterei questo. Lo sblocchiamo. Posto di granate c'è di tutti i tipi, meno male. Impatto, granata, frammentazione. Vabbè ragazzi, procediamo così. Io voglio prendere quello, il punto E. Però non vedo... ah, saliamo qua sopra, sull'aereo che non ci siamo mai saliti. Wow, guardate che forza. Indiana Jones, l'ultima crociata. Ah, c'è anche F3. Che cos'è? Wow, mamma mia. Questo è proprio il mitragliere antiaereo. È proprio un... vediamo chi c'è lì. Guardate un po' che forza. Ah, l'abbiamo colpito, quasi ucciso. Sono proiettili enormi. Chi c'è qua? Ucciso. Vabbè, però il pilota, vabbè. Nonostante tutto l'abbiamo ucciso. Qua ce n'è un altro. Speriamo in un pilota migliore. Questi sono una specie di bombardieri tipo il B-25 è quello della seconda guerra mondiale. Questi sono pre-B-25 dove si può salire in tanti. Ah, qua c'è il cavallo. Dai, al galoppo partiamo con il Marksman 1887. Abbiamo... dal cavallo si possono anche buttare munizioni e penso anche vita. No, vita mi sembra di no, però munizioni sì. Guardate degli aerei che ci sono. Io voglio prendere il punto E, non mi interessa niente. Partiamo al galoppo. Abbiamo qualche altra duna da affrontare, però io lo voglio prendere. Vai, vai. Perché è forte questa ambientazione. Chissà quante mappe ci saranno nella versione completa. Vai, cavallino. Piano, piano, piano. Che è successo? Che è successo? Piano. Abbiamo perso il nostro cannocchiale, quindi mi sa che dobbiamo procedere. Oh, ce l'hanno con noi. Ce l'hanno con noi. Ah no, era alleato. Bene. Oh, ci hanno visto. Lasciamo il cavallo qua. Purtroppo abbiamo perso il cannocchiale. Ah, ho perso proprio tutto l'equipaggiamento da cecchino. Allora ragazzi, piano. Oh, l'ho visto. Mamma mia. Ricarichiamo. C'è un po' di lag. Ho 114 di ping. Partiamo di qua. Sì, sì. Vai, 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 vai. Attenzione. Eccoli. Calma. Oh. Preso. No, per quanto? Ma erano 4 alla fine. Anzi, abbiamo lasciato con un chicco di vita. Vediamo un po'. Non riesco a prendere questo dannato punto E. Poi quello che mi piace di più, perché è isolato, si può combattere con più tranquillità. Vediamo un po'. Ah, ecco l'aereo. Dai, dai, ma questi qua non mi piacciono. Sono aerei piccolini. C'è un po' di lag nel server, ragazzi, ma... facciamo un altro giro. Sti aerei servono contro altri aerei, ma io voglio prendere il punto E. Me ne frego.
Sembra non esserci nessuno. Vai. Tanto mi devono ogni volta dare questo fucilino di schifo. Lo sapevo io. Vediamo dov'era. Mamma mia, che fortuna. Cioè, mi metto proprio davanti alla porta. Ok, possiamo spawnare qua? Ancora no. Il server verrà resettato tra poco. Allora, mettiamoci qua stavolta. Vediamo che c'è qua. Oh, chi ce l'ha questo? Aereo in arrivo. Ehi, fammi passare. Qua è pieno, eh? Solo che così in campo aperto e con le mappe conquista bisogna stare attenti a muoversi. Oh, mi sa che andiamo morti. Mamma mia. Eccolo. Vabbè. Il Mark V5 là, il Mark 5 carro armato tedesco mi sembra. Allora, torniamo qua. Non stiamo giocando molto bene, però avanti. Voglio... c'è un po' di lag oggi. Ecco. Danneggiato. Oh, ho toccato la sabbia. Andiamo un po' di qua. Oh. Attenzione. Ho rischiato tantissimo e sto rischiando tantissimo. Dai, 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 dai. Dai, qua c'è qualcosa. Ti prego. Sì, un fucile. Arriva il cavallo, arriva il cavallo. Maledetto. Vabbè, è rimasto, guardate un po' a quanto. Allo 0%. Comunque, continuiamo ragazzi, lo stesso. Server oggi non è un granché, però lo stesso voglio fare un'altra partita. Vai, 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 partiamo qua. Nuovamente sull'aereo. Maledetti, voglio vedere qua che c'è. Ecco un altro aereo. Giriamo così. Vediamo un po'. Eccolo. Ci siamo scontrati, mamma mia. Sì, penso che abbiamo appunto il ping più alto della squadra. Comunque, facciamoci sti ultimi 3 minuti di gioco per benino qua. Ecco, intanto possiamo partire in pace. Allora, vediamo un po'. Ci stanno... Mamma mia. Caro armatino. Oh, mettiamoci la maschera. No, ma perché? Perché? Mettila. Ok. Siamo passati. Ecco uno, ragazzi. Era la testa? Ah, eccolo. Maledetto. Ci credo. Forza, amico mio.
sa che non c'è nessuno qua sotto, perfetto. We are losing objective Dobbiamo Charlie. stare però con la maschera antigas per forza, ragazzi, eh. Oh. Piano. We are losing Non mi objective funziona più il mirino? Come mai? Ok. Ce n'è un altro. Ok. We have taken objective Freddy. Mettiamoci nuovamente di qua. Ragazzi, non mi funziona più il mirino. Non so perché. Ah, forse perché avevo la maschera antigas. Che stupido. Ah, non si può mirare la maschera? Non la sapevo questa. Oh, vieni qua. Vieni qua e levati. Perfetto. Mamma mia, è arrivato. Mangiafuoco. No. Ci ha carbonizzato. E poi quelli col lanciafiamme sono belli tosti, cioè sono imbottiti. Qua c'è il treno. Saliamo sul treno, non ci sono mai salito. No, non c'è il sedile. Va bene, mettiamoci qua su C. E che quando si mette il tempo così brutto. Ok, tutto fumo. Chi c'è? We are losing objective Charlie. Sì, vabbè, nuovamente. Ma in questi spazi così ristretti non mi trovo bene. Vediamo di metterci da qualche altra parte. La mappa è vediamo se possiamo salire sul treno. È l'unica cosa che voglio fare, dai. Niente, non c'è il posto. Sì, ma ora con tutto questo... Beh, cambiamo classe. Prendiamoci il medico perché con questa nebbia non si vede nulla. Ecco, l'M1 Grand può andare bene. We are losing objective. Ci sono 30 secondi, non ne arriviamo al punto E. Possiamo andare però verso B. Attenzione, bersaglio multiplo. L'ho preso il cavallo. Taken objective Non vedo Butter. nulla. Non lo vedo più. Finita. Abbiamo perso. Però bella partita anche questa, ragazzi. Nonostante tutto abbiamo fatto qualche bella azione. 9-9, abbiamo terminato in pari. Perfetto. Ci vediamo, ragazzi, alla prossima avventura. Ciao a tutti.